Veneto for Life, 300 km per la vita, si intitola così la corsa podistica benefica che il prossimo 2 maggio toccherà tutte le province della nostra regione. Il ricavato sarà destinato allo IOV di Padova per la ricerca contro i tumori. Partiremo alle 3 del mattino dallo IOV di Padova, proprio il punto fondamentale dove verranno devoluti tutta questa raccolta fondi. I due gruppi si divideranno insieme, uno andrà verso sud e uno andrà verso nord, uno andrà a percorrere la tratta verso Rovigo, Verona, Vicenza e dopo si ricongiungerà a Cittadella e io farò il tratto quello verso Venezia, Treviso. Andiamo a toccare la provincia di Belluno, scendiamo tutta la pedemontana verso Bassano del Grappa e dopo la cosa bella è che i due gruppi si ricongiungeranno insieme a Cittadella, che entreranno in due porte diverse, che è quello proprio anche il fulcro fondamentale che il lavoro di squadra fa la differenza, e dopo da Cittadella tutti i vari simpatizzanti vari, i gruppi che hanno corso insieme con me e anche chi avrà piacere, e quindi vi aspetto numerosi. Percorreremo gli ultimi 10 km assieme e andremo all'arrivo di San Giorgio in Bosco. L'evento è stato presentato a Venezia, a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale, dal consigliere dell'UDC, Eric Pasqualon, che ha sottolineato come la sinergia tra le istituzioni e il mondo del volontariato raggiunga sempre obiettivi importanti. Correre a fianco di questo evento significa dare un sostegno a chi lotta per la vita e quindi le istituzioni si mettono assieme, regione, comuni, ma soprattutto il mondo del volontariato che fa sinergia per poter dare un messaggio forte e potente che non lascia indietro nessuno.